Una brutta notizia arrivata ieri alla questura di Agrigento, un vero e proprio colpo per i tanti poliziotti che hanno appreso della morte del collega Sergio Di Loreto, un poliziotto morto durante un'esercitazione di tiro al poligono di Soddi nell'Oristanese, colpito da un colpo partito accidentalmente dall'arma di un collega. Di Loreto era assistente capo coordinatore della Polizia di Stato ed era in servizio all'ufficio automezzi della questura di Agrigento, città dove era nato. Il poliziotto era arrivato da qualche giorno in Sardegna per partecipare al corso di aggiornamento scorte al CAIP di Abbasanta. Ieri era andato con altri colleghi al poligono di Soddi. L'incidente a quanto pare è avvenuto nelle fasi di pulizia di un'arma. A un collega sarebbe partito inavvertitamente un colpo che ha raggiunto il Di Loreto tra addome e petto. Il poliziotto è stato subito soccorso dai colleghi e poi trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Ghilarza, ma purtroppo ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile. Di Loreto aveva lavorato al reparto scorte della questura di Roma e poi a quello del Viminale, per poi tornare nella sua città, Agrigento, dove lavorava all'ufficio automezzi della questura. Lascia una moglie e 2 figli, equilibrio e sicurezza si stringe attorno alla famiglia del collega. Ha detto all'agenzia Stampa Nazionale il segretario del sindacato di polizia Vincenzo Chianese. Era un collega scrupoloso, stimato e ben voluto da tutti, un grande professionista. Un altro messaggio arriva anche dall'ex questore di Agrigento Auriemma, che ricorda il poliziotto morto durante l'esercitazione. Sergio caro, stamattina mi ha inviato questa foto piena di vita con la tua voglia di misurarti con le sfide, orgoglioso di appartenere alla famiglia della Polizia di Stato, uomo, marito, padre, collega coraggioso, un abbraccio dovunque tu sia e grazie. Così il commento di Maurizio Aremma sulla morte di Di Loreto. La questura di Agrigento ha annullato per oggi ogni manifestazione prevista in calendario, tra queste quella condivisa con il centro violenza anti-stalking Telefono Aiuto, denominato Questo non è amore, per sensibilizzare i cittadini contro la violenza sulle donne.